9 punti per i padroni di casa, 15 per gli ospiti. Si può già parlare di scontro in chiave play-out. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Ciriaci. Si affrontano per la 15ª giornata della Serie A della Lega Calcio 8, Real Granella e Atletico Fiumicino. 9 punti per i padroni di casa, 11 per gli ospiti. Si può già parlare di scontro salvezza qui al Circolo Sportivo Ciriaci. Buonasera amici di Fanner, si gioca la 15ª giornata della Serie A della Lega Calcio 8. In campo ci sono Real Granella e Atletico Fiumicino. Vabbè, io ogni tanto passo e faccio alla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Real Granella che attacca da sinistra verso destra rispetto ai vostri monitor in maglia color amaranto. Da destra verso sinistra risponde invece l'Atletico Fiumicino, più avanti in classifica. Sono 6 i punti di distacco tra le due formazioni qui al Circolo Sportivo Ciriaci. Ad adesso inizio il match valido per, ricordiamolo, la 15ª giornata della Serie A della Lega Calcio 8. Dopo in campo si affronteranno per il big match del nuovo anno, per aprire questo nuovo 2017, Golbet e Cotton Club. Sull'altro campo adiacente al nostro, in regia Sticozzi, qui il sinistro sfiora il gol del vantaggio. Qui il Real Granella ci ha provato Lorenzo Tramacere. Ha provato quindi Real Granella a rendersi subito pericolosa. Andiamo a leggere dopo la battuta del traversone le formazioni. Con il numero 13 Alesse, con il 9 Bomber Angelucci, con il 14 De Angeli, con il 15 De Seta, con il 2 Greco, con il 12 Pitruzzella Marco, con il numero 10 appunto Tramacere, con il numero 3 Zaccagnini, con il numero 4 Fabio Rondoni. Chiude la lista dei padroni di casa, mentre andiamo a leggere gli ospiti che sembrano aver iniziato peggio questa sfida. C'è molto vento, quindi non riusciamo bene a leggere i nomi in campo. Alongi, Egizi tra i pali, Ferri, Fognani, Mandile, Maramao con l'11, Mosciatti con il 4, 7 Mosciatti Stefano e con il numero 8 chiude invece la lista per gli ospiti Ruggeri Matteo, mentre il Real Granella prova a spingere, lo fa sempre in verticale. Questa volta il pallone è troppo lungo, facile e preda di Egizi che lo raccoglie con le mani e lo rimette subito in campo, ma aumenta il pressing del Real Granella che vuole andare a attaccare gli ospiti nella propria metà campo. Ospiti che devono cominciare quindi con un possesso del pallone dalla propria difesa. Qui si passa sulla corsia di sinistra dove ci siamo attrezzati per riprendere questa gara. Per problemi tecnici qui c'è il calcio di punizione commesso da De Seta. Sul pallone Mosciatti con la maglia numero 4 e Marco Maramò con l'11, potrebbe andare lui con il destro. Si staccano i due giocatori, rimane sul pallone Riccardo Mosciatti, sistema la barriera Pitruzzella. Andrà sicuramente Mosciatti a cercare la conclusione verso lo specchio della porta. Parte il numero 4 con il sinistro in calcio d'angolo, vola Pitruzzella. Ottima qui la risposta dell'estremo difensore che indossa la maglia numero 12 questa sera, è andata vicino al gol dell'1-0, quindi la formazione che gioca in trasferta, che adesso prova ad attaccare dopo il calcio d'angolo. Già ha provato Mosciatti da calcio di punizione, è stato bravissimo Pitruzzella. Ancora Atletico Fiumicino in avanti, il tiro, ancora Pitruzzella, nega la rete del vantaggio. Ospiti che con maglia argentata e calzoncino nero, con questo freddo clima, provano ad attaccare. Adesso devono però ripiegare sulla corsia di destra dove prova a spingere De Seta, pallone centrale, il tiro, Egizi in qualche modo nega la rete ad Angelucci che con 12 reti è il miglior marcatore in campo e soprattutto il miglior marcatore del Real Granella, che si trova in penultima posizione. Uno scontro quindi che diventa fondamentale in chiave salvezza, soprattutto per la formazione di casa,
Ricordiamo le ultime due andranno direttamente in Serie A2, mentre per le altre 4 si andranno a disputare i play-out. Contrasto vinto regolarmente, può ripartire Tramacere per vie centrali, il numero 10 allarga sulla sinistra, poi chiede ancora il pallone centralmente, Sfera che gli arriva. Bello il passaggio sulla sinistra, pallone in mezzo e poi Angelucci con il piattone destro, non centra lo specchio. Bella partita in questi primi 5 minuti di gara, siamo ancora sullo 0-0, ma entrambe le formazioni hanno sfiorato il gol del vantaggio, più il Real Granella che per 2 volte si è resa pericolosa dalle parti di Egizi, che adesso ha potuto solo pregare che il pallone gli passasse largo alla sua sinistra. Rimessa laterale, l'ultimo tocco è di un ragazzo che indossa la maglia argentata, anche noi abbiamo visto da questa posizione che il tocco non ci fosse stato alcun tocco. Tramacere, stop di petto, ricomincia tutto quanto da dietro. Il numero 10 è sicuramente uno dei ragazzi con più qualità, soprattutto dal punto di vista tecnico in campo, direttore di gara che fa proseguire, quindi Atletico Fiumicino in possesso del pallone, ma è bravo a ripiegare qui un ragazzo con la maglia rossa, il numero 14, si tratta di Matteo De Angeli che recupera il pallone ottenendo un calcio di punizione. Tramacere va da Angelucci, si chiude il triangolo, ancora Tramacere, spazio per calciare con il sinistro, viene raddoppiato, passa in mezzo a 2 avversari, finisce per terra ma non c'è ancora il fischio del direttore di gara. Pallone che termina in out, vicino alla nostra postazione, sarà rimessa con le mani. Pallone riconquistato, prova Maramao ad andarsene con un sombrero, non si fa sorprendere però Alessi che è bravo a mettergli il corpo davanti e poi a lanciare in avanti Angelucci che mette elegantemente giù il pallone con il tacco, poi Tramacere, ancora Angelucci, si deve liberare della marcatura del diretto avversario, poi sbaglia però ad aprire il gioco sulla corsia opposta. Siamo già dall'altra parte, pallone troppo facile per Pitruzzella. Invoca il pallone De Seta sulla destra, lo stop con il ginocchio, poi l'ultimo tocco è del numero 8, quindi si prosegue con il pallone tra i piedi del Real Granella. Sfera che passa sempre centralmente e sempre dai piedi di Tramacere, pallone messo in mezzo a cercare la testa di Angelucci, Sfera che resta lì, il destro e poi il salvataggio a circa 1 metro da il volto di Egizi, pallone che era velenoso ma troppo morbido. Maramao, colpo di tacco, poi finisce giù Ruggeri, fa proseguire il direttore di gara che non sta fischiando molto in questi primi 7 minuti di gioco, risultato ancora sullo 0-0 qui al Ciriaci, 15ª giornata della Serie A della Lega Calcio 8, ci prova dalla distanza Riccardo Mosciatti, direttore di gara che ferma il gioco. Si può riprendere a giocare dopo la breve pausa. Avanza il Real Granella sulla sinistra con De Angeli che conquista metri e una buona rimessa laterale. Lì vicino c'è Tramacere, si va invece da Angelucci che cerca a girarsi, ottiene il massimo da quella posizione. Il primo calcio d'angolo del match, quindi se lo aggiudica il Real Granella. Matteo De Angeli si incarica della battuta. Salgono 3 uomini all'interno dell'area di rigore. Occhio a Angelucci che di testa fa la differenza. Tramacere si avvicina, il pallone è proprio per il numero 10 che va con il sinistro, è bravissimo, ancora Egizi a dirgli di no. Secondo corner consecutivo per i padroni di casa, sempre con De Angeli, questa volta va forte in mezzo a cercare proprio la testa di Angelucci che non può arrivare sul pallone, ancora dentro Tramacere, di petto Angelucci, allarga sulla destra il rimpallo, rimessa laterale, si rimane quindi in zona d'attacco per il Real Granella che spinge, lo fa da ambo le parti. Zaccagnini.
La rimessa laterale assegnata sportivamente dagli avversari. L'Atletico Fiumicino che gioca con lo sponsor della Golbet dietro la schiena. Golbet che sarà impegnata nello scontro al vertice tra pochi istanti sul campo accanto. Fu finale scudetto per 2 anni consecutivi. Ha avuto sempre la meglio la formazione di Giuseppucci. Prova a prendersi una rivincita, anche se non ha lo stesso sapore di quella dell'anno scorso, ma comunque la formazione di Cencetti sembra essere partita meglio quest'anno. Molte assenze hanno condizionato la prima parte di campionato per la formazione di Pinna e di Giuseppucci. Ovviamente quest'anno per problemi personali Pinna non è presente sulla panchina dei campioni d'Italia, che spesso è stata guidata da Piccheri. Rischia il Real Granella, pallone riconquistato, può andare in contropiede l'Atletico Fiumicino, non riesce a calciare verso lo specchio della porta Ruggeri, che sciupa qui una grande occasione per sbloccare l'incontro. Siamo quasi a metà della prima frazione di gara, ricordiamo 2 tempi da 25 minuti, ogni formazione ha un time out a tempo a disposizione. Tramacere a prendersi il pallone dietro la metà campo, sfera che non filtra sulla destra. Angelucci la mette giù, viene raddoppiato e perde il pallone, poi viene saltato anche Tramacere, può ripartire l'Atletico Fiumicino che corre sulla destra, il pallone al centro, c'è il salvataggio di Pitruzzella e poi allontana tutti i pericoli Zaccagnini. Calcio d'angolo, arriva il primo anche per l'Atletico Fiumicino, battuto corto. Maramao porge il pallone al centro dell'area di rigore, la girata, pallone che resta lì ancora tra i piedi del numero 11 che poi gioca un po' troppo col pallone, perde il contatto con la sfera che viene riconquistata subito dall'Atletico. Bello qui il cambio di gioco di Ferri, che cerca il compagno e lo trova sull'altra corsia, pallone ancora messo in mezzo a cercare Maramao. Uno sguardo al centro, passa il pallone, poi il sinistro sulla linea, il miracolo, un intervento straordinario qui di Marco Pitruzzella, finora il migliore dei suoi. Pallone a sinistra, il rimpallo, poi rimane dolorante a terra un giocatore del Real Granella, si tratta del numero 16 Ivan De Seta, lo invita a rialzarsi Pitruzzella, autore di 2-3 parate straordinarie. Angelucci, Tramacere, cerca proprio Angelucci che viene anticipato sul più bello. Mosciatti, larga sulla sinistra per Ferri, ancora Mosciatti, pallone leggibile, Tramacere anticipa tutti, poi viene fermato, sempre Tramacere. Zaccagnini finisce giù, calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Si sistema il pallone Lorenzo Tramacere, può far male da lì il suo sinistro, vicino c'è anche Angelucci, manderà sicuramente il numero 10 del Real Granella che prende la rincorsa, il sinistro calcia male, pallone alto sopra la traversa. Rinvio di Egizi, pallone che è terminato al di là.
della linea che delimita il rettangolo di gioco, quindi Real Granella che può andare alla rimessa con le mani. Bella partita, divertente, formazioni che giocano a viso aperto, entrambe vogliono vincere, entrambe vogliono portare a casa 3 punti fondamentali a questo punto della stagione. Lo potete vedere sullo sfondo del vostro iPad e del vostro monitor, si stanno scambiando i saluti iniziali i giocatori di Cotton Club e Golbet Calcio a 8. Saremo presto sull'altro campo per assistere al match, mentre Tramacere, la serpentina del numero 10, pallone allargato per Angelucci che va a calciare con il destro, pallone alto sopra la traversa. Mosciatti, Ferri, ancora Mosciatti, va a far scorrere Ruggeri, giro palla che ricomincia dalla linea difensiva dell'Atletico Fiumicino, ricordiamolo 15 punti, 44 gol subiti, 44 realizzati, questo il dato, un primato della Lega Calcio 8 per il momento, è l'unica formazione che ha realizzato lo stesso numero di gol presi, mentre per il Real Granella il dato negativo è quello dei gol realizzati, solo 25 in 15 partite, compresa questa l'attacco meno prolifico della Serie A. All'occasione ancora da palla inattiva l'Atletico Fiumicino, la battuta il sinistro che sfiora il palo, alla sinistra di Pitruzzella era rimasto immobile il numero 12 in maglia arancione, scarpino arancione. Mosciatti scambia con Ruggeri, poi il sinistro dalla distanza che penetra, è 1-0 Atletico Fiumicino che sblocca l'incontro al 18° minuto di gara, bellissimo gol, il marcatore è Mosciatti. Cambiato quindi il risultato, ad andare in gol per gli ospiti a Stefano Mosciatti. Qui c'è un calcio di punizione in favore del Real Granella. Rondoni e Tramacere, va Rondoni con il sinistro, in bocca ai Gizi che va subito al rilancio in avanti, è un po' scoperta la retroguardia del Real Granella che aveva appena battuto un calcio di punizione nella tre quarti avversaria, riesce però a ripiegare la formazione che è sotto quindi con il punteggio, pallone allargato a sinistra, la conclusione con il mancino di Federico Ferri, questa volta si perde sulla sinistra. Rete dell'1-0 che era arrivata più o meno dalla stessa posizione di campo, stesso piede, giocatore diverso. Ruggeri, Maramao, gli viene tolto il pallone, poi un fraseggio pericoloso in difesa del Real Granella, regala il pallone agli avversari con Mosciatti che allarga sulla destra, il sinistro non si abbassa troppo il pallone.
Arriva il time out per il Real Granella al 20° minuto della prima frazione di gara. Mentre captiamo qui dalle grida che è arrivato il gol del vantaggio per la Golbet calcio a 8. Appena iniziata quindi la sfida, è 1-0 per la formazione di Cencetti. Cotton Club quindi che deve recuperare un gol di svantaggio. Siamo qualche minuto più avanti su questo campo, ma il risultato è lo stesso. Atletico Fiumicino 1, Real Granella 0. Decide per ora la rete di Stefano Mosciatti per gli ospiti, che con questa vittoria andrebbero a quota 18 in classifica. Una vittoria importante per allontanarsi dalla zona play-out. Si può riprendere dopo il time out chiamato dalla panchina del Real Granella, panchina composta da Nicola Angelucci. Pallone che ci sfiora la postazione. Sfera velenosa all'indietro, capisce tutto Angelucci, che arriva puntuale sul pallone, sul secondo palo, il traversone, poi Tramacere arriva per secondo sulla sfera, dall'altra parte Maramao, due giocatori con più talento in campo. Mosciatti, l'autore del gol, allarga per l'altro Mosciatti, ovviamente si tratta di Stefano e Riccardo. Pallone sulla destra, messo in mezzo, fuori, lo raccoglie Mosciatti. Ruggeri. Pallone che con un po' di fortuna arriva sulla destra, il tiro, e c'è ancora un altro salvataggio strepitoso di Pitruzzella. Salvato tutto ancora Pitruzzella, qui Tramacere, allarga sulla sinistra. Real Granella che dopo i primi 10 minuti di fuoco iniziali non riesce più a trovare la continuità, soprattutto in mezzo al campo. Qui ci prova Zaccagnini con il destro, pallone che forse è stato deviato, infatti è così per il direttore di gara, che indica la bandierina del calcio d'angolo, quindi arriva il terzo corner per il Real Granella. Tramacere ovviamente non va a battere, rimane fuori per la ribattuta, quindi andrà De Angeli al traversone in mezzo. Vediamo qual è la decisione. Forte sul secondo palo, lo stacco di testa. Mentre dall'altra parte è arrivato l'immediato pareggio del Cotton Club. Siamo 1-1. Qui Angelucci prova a calciare Ruggeri, gli si mette davanti, gli strappa la sfera il numero 8, che ricomincia tutto quanto dal proprio portiere Gizzi. Zaccagnini, ottimo l'anticipo, poi è sbagliato il passaggio in diagonale, c'è il tunnel, poi Marramao si combatte sulla sinistra, intervento in tackle di Zaccagnini che non va a buon fine, pallone sulla destra, Mosciatti prova a passare in mezzo a due, Tramacere lo ferma, può ripartire con De Angeli sulla corsia di destra, invoca invece il pallone De Seta, sfera che resta lì. Si rimane sempre in possesso del Real Granella quando manca un minuto circa alla fine della prima frazione di gara, sempre 1-0 è il punteggio qui al circolo Ciriaci. Real Granella che per le occasioni da gol non merita di stare in svantaggio, più cinica la formazione ospite, anche se Pitruzzella è stato autore di due parate sensazionali. Forse però il risultato più giusto è quello di 1-1. Pitruzzella rischia
regalando il pallone a Ruggeri che calcia con il sinistro, sfera che resta lì, sempre tra i piedi del numero 8 che va da Mosciatti. De Angeli, De Seta, ancora De Angeli in cabina di regia, può avanzare palla al piede il numero 14, effettua il tiro, stringe troppo con il destro. Si va da una parte all'altra del campo, Angelucci per De Angelis che va con il destro, pallone che sfiora il palo ma c'è stato il tocco del difensore sul piede di De Angelis che finisce giù, calcio di punizione. Punizione dal limite per il Real Granella, sistema la barriera Egizi, sistema il pallone Angelucci invece. Si aspetta soltanto l'ok del direttore di gara tra Macere con il sinistro, Angelucci con il destro. Non si può partire, c'è qualche problema in barriera. Sempre Angelucci con il destro, tra Macere con il sinistro, va Angelucci contro il muro. Real Granella che prova a spingere in chiusura del primo tempo. Arriva il duplice fischio, si chiude la prima frazione di gara con l'Atletico Fiumicino in avanti per 1-0. Partita che sta per riprendere, si ricomincia sul risultato di 1-0 per l'Atletico Fiumicino che va alla battuta del calcio d'avvio di questa ripresa. Mentre si discute sull'altro campo, sappiamo una partita dai nervi molto tesi. De Angeli raccoglie il pallone, prova a rientrare sul destro, sfera che resta in possesso del Real Granella, ancora messa dentro, allontanata dalla retroguardia, può ripartire Mosciatti, l'autore del gol parte velocissimo, rientra sul suo piede preferito, ancora Mosciatti, uno sguardo dall'altra parte, il cambio di gioco, poi l'intervento pulito sul pallone di De Seta che in tackle scivolata però va direttamente tra i piedi di Egizi, eccolo Mosciatti, centralmente, ancora da Mosciatti. Questa volta pallone tra i piedi di Riccardo. Maramau si gira con il sinistro, con la punta. Tiro alla calcetto. Esce di poco. Mosciatti calcia con il sinistro, Pitruzzella, sfera che resta lì. E poi Maramau è bravissimo a metterla dentro con il tap-in che vale il 2-0. Arriva quindi il gol del raddoppio per gli ospiti, questa volta con Maramau che non ha fallito da pochi passi. Angelucci prova a suonare la carica, scarico dietro.
Pallone allargato sulla destra per Zaccagnini. Tramacere sempre in punta a prendere il pallone, ricomincia tutto quanto da dietro, è costretto il difensore a metterla in avanti essendo ultimo uomo. Pallone riconquistato da Tramacere, mentre è andata in vantaggio addirittura il Cotton Club che era sotto con il punteggio. Qui il destro, pallone alto sopra la traversa. Cotton Club quindi che ribalta il risultato, era sotto con il punteggio per 1-0. La formazione di Giuseppucci si trova avanti, non è ancora concluso il primo tempo, mentre siamo qui già al secondo, ma il Real Granella deve recuperare 2 reti e lo deve fare in 22 minuti da ora. Pallone scodellato al centro, la girata di Angelucci e poi il salvataggio sulla linea. Si continua con Zaccagnini che allarga sulla destra, pallone di nuovo a cercare Angelucci, allontana la retroguardia dell'Atletico Fiumicino che può ripartire in contropiede sulla destra. Mosciatti, ottimo il pallone dalla parte opposta per Maramao che rientra sul destro, poi una finta il sinistro e c'è la chiusura in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, invoca il pallone Mosciatti sul palo lontano, si va invece sul primo palo dove De Angeli può far ripartire la transizione dei suoi. Ancora De Angeli, pallone in verticale per Angelucci che la mette giù, si fa ipnotizzare dai Gizzi qui il numero 9. Ha avuto le occasioni, ne ha avute tante il Real Granella, questa colossale con Angelucci. Il pallone non vuole entrare e non solo questa sera, in tutto l'arco della stagione, solo 25 gol fatti. Mosciatti sta giocando un'ottima partita, pallone centralmente, eccolo proprio Mosciatti che viene anticipato, poi De Angeli allunga la gamba, rimane anche Dolorante a terra, si può proseguire con Tramacere che sbaglia la misura del passaggio, direttore di gara che stoppa il gioco per il fallo su De Angeli. Calcio di punizione conquistato dal Real Granella vicino al nostro tavolino. Rondoni ha conquistato il calcio di punizione, commettere il fallo l'autore del gol dell'1-0 che ha sbloccato le danze al Ciriaci, ovvero Mosciatti. Adesso il cambio di gioco ottimo di Rondoni, scusatemi, pallone che passa centralmente per Lorenzo Tramacere, si va ancora da Rondoni che con il sinistro spara altissimo. Sesto minuto della ripresa, 19 al termine, Maramao vuole chiuderla, va con il sinistro e trova un gol eccezionale qui il numero 11, Atletico Fiumicino 3, Real Granella 0. Tramacere, Angelucci va con il destro e trova il suo 13° sigillo stagionale, non vuole mollare il Real Granella, non vuole farlo adesso, 3-1.
Tramacere sfortunato, arriva in ritardo sul pallone, poi lo protegge con il fisico. Gioca bene il Real Granella, ha dato la scossa, il gol di Angelucci che adesso va a conquistarsi il corner, è proprio il numero 9 sul punto di battuta. Munizione verbale qui per Tramacere, pallone di Angelucci in mezzo. Maramao, Mosciatti prova a esplodere il sinistro, mentre aumenta notevolmente il vento. Mosciatti allarga a sinistra, viene incontro Maramao, ancora dietro per Mosciatti, preso in controtempo. Maramao viene qualche metro indietro, più del solito, a prendersi la sfera. Doppio dribbling, il triangolo si chiude, il destro, pallone che accarezza il palo, bellissima azione dell'Atletico Fiumicino, non è riuscito Mosciatti a fare la doppietta. Minuti al termine, siamo all'incirca al 10° del secondo tempo, mentre di là si continua a giocare la prima frazione di gioco. 2-1 è il risultato. Cotton Club che gioca ovviamente in casa, mentre qui può andare alla conclusione Zaccagnini, tiro troppo smorzato. Il vento fa sì che qualche volta le liste volino davanti alla nostra telecamera. Il vento sposta il nostro iPad mentre Mosciatti allarga sulla sinistra. Ruggeri in difficoltà, si rifugia dai Gizi che calcia in avanti. Tramacere fa sfilare, pallone buono per il Real Granella, non c'è fallo per il direttore di gara, si può proseguire con Mosciatti, l'autore del gol dell'1-0, che rientra come al solito sul sinistro, poi allarga dalla parte opposta del campo, il mancino, non arriva la deviazione sotto porta di Maramao. Ruggeri, Mosciatti,
Sela, allarga sulla destra per il velocissimo Zaccagnini che si fa spazio con il fisico in mezzo a due avversari, uno lo butta giù, il secondo però non lo supera. Mosciatti passa su Tramacere, finisce giù il numero 7. Mosciatti, 1 contro 1, velocissimo il numero 7, uno sguardo al centro, il sinistro per evitare il contropiede. Fase più confusa del match rispetto alla prima frazione di gara, gioco meno fluido, più falli, più contatto tra i giocatori. Qui Mosciatti, elegante lo stop del numero 7 che non si arrende. Riccardo Mosciatti a chiamare il pallone, Alongi con le mani, Mosciatti la difende, poi Alongi in mezzo, non c'è nessuno. Zaccagnini, corsa impressionante sulla fascia destra, come un treno ha fatto su e giù, mentre è finito il primo tempo di Cotton Club e Golbet. È finito sul risultato di 2-1 per il Cotton Club. È andata in vantaggio la Golbet, ha ribaltato il risultato la formazione di casa di Giuseppe Pucci. Dieci minuti al termine da adesso, poi ci trasferiremo anche noi sul campo principale. Atletico Fiumicino che passa con forza sulla sinistra e conquista il secondo corner consecutivo. Pallone sempre nei pressi della bandierina, adesso è messo dentro e poi non riesce ad arrivare il gol del 4-1 con Stefano Mosciatti che a due passi spara altissimo. Si riprende dopo il time out, il secondo della partita. Mosciatti allarga, invitato il Real Granella ad aumentare il ritmo, soprattutto
in fase di non possesso e soprattutto per riconquistare il pallone in breve tempo. Tramacere non riesce ad arrivare, un po' svogliato su questo pallone il numero 10 che ha corso moltissimo. Alongi, il pallone allargato sulla sinistra. Angelucci la mette giù, poi Zaccagnini. Scusate, Greco che si è spostato sulla sinistra. Maramao. Pallone per Maramao, viene anticipato bene. Allora Greco prova il dribbling con il tacco, praticamente però è un assist non per i suoi compagni di squadra ma per Stefano Mosciatti che conquista il calcio di punizione. Proprio Stefano Mosciatti ad aggiustarsi la sfera. Lì vicino c'è anche Matteo Ruggeri. Si allontana però il numero 8. I due Mosciatti sul pallone. Stefano e Riccardo. Vediamo chi andrà dei due. Parte Stefano Mosciatti. Il pallone sotto la traversa è messo in calcio d'angolo da Pitruzzella. Calcio d'angolo, battuto corto all'interno dell'area di rigore. Attenzione, è arrivato il fischio del direttore di gara. Vediamo quale sarà la decisione arbitrale. Direttore di gara che assegna il calcio di punizione. È avvenuto fuori dall'area di rigore il contatto. Punizione dal limite corto dell'area di rigore, è uno schema che però non va a buon fine perché c'è la deviazione della retroguardia avversaria, pallone che rimane sempre in possesso dell'Atletico Fiumicino, ma si riprenderà il gioco con una rimessa con le mani per Mosciatti che calcia con il sinistro, non trova la deviazione di De Angeli, quindi Pitruzzella può andare al rinvio lungo, davanti il solito Angelucci che con la sua rete ha trovato il 13° gol stagionale. Eccolo proprio Angelucci, spalle alla porta, prova a girarsi il numero 9, salta a due avversari, non finisce giù. Poi arriva adesso il contatto, calcio di punizione, diciamo un fallo prolungato. Tramacere e Angelucci. Viene disturbato Egizi che sistema ancora meglio la barriera, deve difendere il risultato. Parte Tramacere con il sinistro, è uno schema perché a calciare va Angelucci ma calcia male. 4 minuti al termine, anzi 3 minuti al termine più eventuale recupero per il time out. Siamo al 22° del secondo tempo, è quasi impossibile adesso farcela per il Real Granella che deve recuperare 2 reti. 3-1 il punteggio.
Pallone messo dentro l'area di rigore, Angelucci non riesce però a servire il compagno a pochi passi, pallone in avanti Egizi in 2 tempi, è bravissimo. Poi Mosciatti non trova nessuno, Real Granella che spinge con tutti gli effettivi nella metà campo avversaria. De Angeli cambia gioco sulla corsia di destra, stop di Zaccagnini che viene fermato, il numero 3, uno dei migliori dei suoi, va la rimessa con le mani, prova a fare sponda Angelucci, sfera che resta lì, ancora Angelucci, tira verso lo specchio della porta, ma il pallone non arriva dalle parti di Egizi. Poi Tramacere, l'anticipo. Tramacere con un po' di spazio, doppio passo, non lo fanno andare sul mancino. Poi Zaccagnini con la Veronica, il tiro con il destro. Pallone in avanti, Maramao non arriva. 3-4 colpi consecutivi con la testa dei giocatori in campo. Angelucci non sfila il colpo di tacco. Un minuto. ...120 secondi di recupero che partono da questo istante. Greco gioca con il pallone che viene allontanato. De Angeli, Tramacere se la porta sul sinistro, va a calciare il numero 10 che è un po' sparito dal campo in questi ultimi 10 minuti di gioco. De Angeli con le mani da Angelucci che si gira con il destro e poi la toglie dall'angolino Egizi, straordinario. Calcio d'angolo, manca veramente poco, pallone che penetra e trapassa tutta l'area di rigore, non riesce a uscire, però l'Atletico Fiumicino che adesso soffre, deve soffrire, è in vantaggio di 2 reti, manca un minuto al termine, rimessa con le mani, vicino al calcio d'angolo, battuta corta, può partire in contropiede il fallo di Greco, conquista metri, conquista secondi. Passa il tempo e si avvicina a una vittoria fondamentale per l'Atletico Fiumicino. Triplice fischio del direttore di gara, ci eravamo un attimo distratti perché forse è arrivato il gol del Cotton Club ma è stato annullato. Comunque Atletico Fiumicino batte Real Granella per 3-1 e si porta a 18 punti in graduatoria. Momento ancora più buio per il Real Granella che non riesce a trovare punti utili per la salvezza.